Presidente, oggi questa importante inaugurazione della mostra dedicata agli oggetti dell'antica Roma di Aquileia, ma è una tappa di un percorso che è partito da lontano, un percorso dove si è registrato un successo di pubblico e soprattutto un grande rapporto col Ministero che ha portato la Fondazione a gestire l'area culturale di Aquileia. Abbiamo appena ricevuto, in effetti, grazie a una decisione del Ministro Franceschini, la totalità delle aree archeologiche, mentre prima la Fondazione gestiva solo il 25%. È ovviamente un salto non solo di qualità, ma non solo di quantità, ma anche di qualità, nel senso che avere la totalità delle aree ci consentirà di fare una programmazione e una pianificazione sensata e pluriennale. Oltre a questo abbiamo cercato e stiamo cercando di rendere ad Aquileia quel posto che le spetta nel mondo culturale italiano, organizzando delle mostre che sono un modo efficace per riuscire ad attirare l'attenzione di studenti, studiosi e visitatori. Quest'anno ci è andata molto bene, le due mostre dedicate al Bardo e ai pezzi Achemenidi e Sassanidi dalla Persia hanno avuto l'effetto di raddoppiare il numero dei visitatori, dei biglietti venduti ad Aquileia, questo è un buon risultato, e quest'anno vorremmo raddoppiare nuovamente e credo che ci riusciremo perché abbiamo un programma particolarmente ricco e intenso di mostre, oltre a questa che è una mostra molto particolare con un suo significato forte perché vuole marcare un aggancio col territorio e anche col sistema produttivo friulano. Avremo una mostra importante sulla Serbia, Porfidi e Oro dalla Serbia, dove sono nati 17 imperatori romani, e una mostra di cui siamo appassionatissimi, che sono dei pezzi di Palmira, delle sculture palmirene che vengono dal Museo della Custodia di Terrasanta e che verranno completate con alcuni pezzi provenienti da musei italiani. Oltre a questo avremo anche una straordinaria opera d'arte contemporanea che cercheremo di contestualizzare tra le tante belle cose che vediamo ad Aquileia. Presidente, per richiamare i visitatori a questa mostra, cosa possiamo dire? Che si tratta dell'Aquileia di 2000 anni fa, che era un centro, si può dire, non solo multiculturale, ma soprattutto in un'economia globalizzata dell'epoca. Questo è molto vero. Aquileia, che è nata come una base operativa e una porta per l'impero di Roma per consentire l'espansione verso i Balcani, nel giro di poco tempo è diventata una porta di ingresso dall'Oriente, dal Mediterraneo e dai Balcani stessi, e dunque Aquileia fin dal I e II secolo d.C. ha avuto la presenza di comunità mediterranee e orientali molto forte e molto marcante. Aquileia era un posto dove si commerciava, dove entravano derrate, entravano vini, come vedrete dalle anfore esposte anche qui, e veniva olio, ma venivano anche arte ed idee, venivano nuove correnti filosofiche, venivano eresie, veniva di tutto. Il cristianesimo è venuto ad Aquileia da Alessandria d'Egitto e non da Roma. Questo rende Aquileia una cosa assolutamente straordinaria che vale la pena ricordare, su cui vale la pena lavorare in questi anni dove si ha l'impressione di trovarsi di fronte a dei processi di disaggregazione. Aquileia ha rappresentato per secoli un meraviglioso punto di aggregazione tra l'impero romano e l'Oriente.